de Marque, un estado, una región muy rica, muy bonita. Estamos prácticamente a orilla del mar, se está peleando en un torneo de box live, o sea, un boxeo sin importar golpe fuerte, en un boxeo para hacer acercar más a las personas que practican este deporte, motivacional, un deporte, lo estamos viendo como no solo como un deporte de combatimiento, ¿okay? Sino como un deporte al alcance de todos. O sea, aquí participan personas de hasta 60 años. Nosotros tenemos 3 representantes, 2 femeninas y 2 masculinos. En este torneo podrán ver que los cortes solo se pueden prácticamente tocar, no pueden afundar. Es muy bonito, muy divertido y de paso da una fortaleza al turismo de la zona. ¿Okay? Sigan en directo dentro de 3 meses y después sale Nando. Mañana esto va a la matecita. Nos vemos, peléense y no se vayan. Dale. Muchas gracias. Che palle! Aspetta. Andiamo a presentare anche il terzo match per quanto riguarda il primo P, categoria dei 55-75 kg, all'angolo rosso della pugilistica carrarese Tarallo Edoardo e all'angolo blu della Gagliate Friuli Steve Steve, non lo so, io mi confermo il nome. Steve, ok, perfetto. Il ring ancora i secondi? Quasi. Per il ring piccolo incontro Patrizio Pizzo. I cartellini per il ring piccolo. È iniziata la prima ripresa nel frattempo sul ring. Ancora! Va dietro, conduttore, va indietro. Corrao Francesco. Ancora! Termina la prima ripresa per il ring. Con i secondi. Prima ripresa per il ring piccolo. Ring A, seconda ripresa. Ricordo che sono inizi qui, siamo al terzo match. Nel frattempo per il quarto match. Non forte ma rapido, non rallentare il colpo, non caricarli e basta.
Questo è ring A? Sì, rosso molto buono. Questo è B, questo A. Guarda che questo. Termina la seconda ripresa sul ring A. Fuori secondi, ring B. Seconda ripresa, ring B. Quando preparare i punti dietro il tavolo bianco, gentilmente proseguiamo il fuori secondi ring A. Ultima ripresa. Non entrare, non entrare. Segno di distanza, tocca col sinistro. Bravo, così. Segno di distanza, non entrare. Bravissimo. Dai, gira col destro. Passo indietro. Termina la seconda ripresa sul ring B. Dai, bravo, così. Tocca col sinistro e vieni via, muoviti. Non farlo avvicinare, così. E tu non entrare. Tocca e vieni via da lì, così. Non metterti all'angolo da solo, tocca e vieni via. Termina così il terzo match sul ring A. Fuori secondi di B. Teniamo per dietro del ring A nel frattempo. Ultima ripresa, ring B. Andiamo per dietro del ring A, vince i punti all'angolo rosso, Mazza Emanuele. Siamo pronti per il quarto match. Prego. Categoria dei 55-65 kg, il quarto match lo ricordo all'angolo rosso della Ringside Rimini, Scarpato Viejo. Nel frattempo sul ring B termina l'incontro, il terzo match. Sempre per il ring A andiamo a presentare l'angolo blu del quarto match della Second Out Corrao Francesco. Ed ora noi attendiamo il verdetto del ring B. Lo ripeto perché magari si deve preparare, siamo al terzo match che è terminato per entrambi, quindi adesso stiamo nel quarto. Richiamiamo per il ring A il quarto match Scarpato Diego e Corrao Francesco. Andiamo al verdetto per il ring B, commissario Mignone, andiamo per il ring. Allora, 5 per il verdetto ragazzi, ring B. Qui siete... Andiamo al verdetto. Vince ai punti all'angolo blu Friuli. Complimenti ragazzi.
sempre dietro il tavolo bianco e ricordiamo di liberare la zona, possono rimanere solamente delle persone che devono combattere. Per 3 contesimi magari non rimanete qui. Nel frattempo aspettiamo i cartellini per il ring B, quarto match, categoria dei 55-65 kg all'angolo rosso della Perugia Fight Avallone Alessandro. E all'angolo blu con la società scritta Mario, maestro dietro, la testa. Silizzi Nicola. Si è abbassata dietro. Sì ragazzi, potete salire sul ring, veramente mi troppo lontano, mi avete chiamato. Box Piagge, ring B all'angolo blu. Nel frattempo per il ring B, per il quinto match si preparino Blasio Stefano e Vittorino Josué. Che gliel'hai detto che lo stesso fatto sempre. Stai scherzando? Ma lì non sapeva. Non ne sai, strange poi. Aspetta la buona. Prima ripresa ring B. Lunga colpi, Di Matteo Raffaelli a più di uno. Con la guardia. Vai, lavora con quello parato. Così. Lavora. Più lungo. Dai dietro. Lavora. Dai indietro e lavora, ancora. Dai Diego. Dispari, dai, lavora, bravo. ring B termina la prima ripresa. Vai. Ring A termina la prima ripresa. Bravo Diego! Raccomando che lo potete ring B alla campagna ring A al dischetto perché siamo quasi finalizzati, quindi non vi vedete. Bravo. Fuori secondi ring B. Ring A ora fuori secondi. Seconda ripresa ring B, seconda ripresa ring A. Vuoi salutare adesso e poi ci siamo sarebbe da salutare, cioè basta che non si deve salutare, no, ma sei gettato. Non mi fa ridere? Sì, gettato. Eccoci lì, lavora con sinistro. Dai Diego, dai lavora Diego, lavora, non stare fermo. Non correre. Lavora Diego sempre. Ecco il sinistro, Se passa che sono con io mando ci vedi. Termina la seconda ripresa per il ring B, termina la seconda ripresa per il ring Come è andata? A.
Su la 4. Non mi ha fatto fare niente. Questa è la 4, vero? Attaccato sempre. La quarta. Quello è buono l'agonista. No, l'altro. Prendere di là? Ah sì, devi prendere i guanti di là. Vai Leo. Niente di qua che mi Ah. Non è mio. Infatti ha perso quello che tu lo sai sbagliare. L'agonista può farlo. Tu hai capito, dai. Anche il mio fa l'agonista. Però non l'ha fatto, non l'ha attaccato. Io vedo che gli sta dicendo del ring, boxare, ho portato colpi lunghi. Lavora, lavora. Non devi toccare, lavora. Così, lavora di più, bravo. Lavora. Ancora, ancora, più veloce. Vai, lavora veloce, bravissimo, così. Schiva, schiva. Rientra, bravo, bravissimo. 1-2 rientra, bravo. Bravo, bella schiva. Bravissimo. 1-2, esci, rientra. Dai Diego, lavora. Esci, rientra, giù a testa. Sempre, sempre. Veloce, veloce, veloce. Esci, rientra. Così, dai, lungo. Dai Diego, dai Diego, dai Diego. Dai Diego. Non spingere. Non gli andare addosso. Vai Diego, veloce. Dai Diego, lavora, lavora. 20 secondi, dai. Bravo. Fatto un ottimo pezzo. L'hai messa tutta, bravissimo. Bravo. No, bellissimo incontro. È stato veramente bello. Qua è leggero, bravo. Sono arrivati vertenti, sono arrivati vertenti. Vertenti A, vince, i punti. All'angolo rosso, Scarpati. Bravo! Dai Diego! Andiamo a vedere sui punti. Adesso lo faremo meglio. Vince ai punti all'angolo blu, senti cosa? Assolutamente. Grazie. Siamo pronti per il quinto match, sia sul ring B sia sul ring A. Dai Raffaele! Per il ring A dirige il coach Domenico Bruni, per il ring B dirige il Michele Frangella. Andiamo a presentare i punti del ring A, categoria dei 55-65 kg, all'angolo rosso della Fulgor Pro Fighting, Matteo Raffaeli, all'angolo blu della Fox Giuliano, Salvatori Dario. Mentre per il ring B andiamo a presentare i punti. All'angolo rosso dell'SPWJ di Blasio Stefano, all'angolo blu della Bologna Rosso, Vittorini Costoschi. Chiamo Melissa. Giuliano Bravo. Va bene. un attimo di presa. Pure a voto, voto. Aspetta che rimetti distanza voglio. Esatto, così. E distanza. Voto di tutto, Bravo così, va bene così. Allunga pure da lontano e poi vai sopra, sopra e sotto. Sopra e sotto. Ma se ne viene sotto. Prima di prendere il punto. Vai sopra e poi vai sotto. Esatto, metti anche il destro appena vuoi. Metti anche il destro.
Bravo, va bene così. Appena poi defetti quel jab, defetti quel jab. Defetti il jab. Metti le mani avanti. 10 secondi, chiudi tu, 10 secondi. Vai sotto, non avvicinarti troppo, non ti avvicinare troppo. Break, vai dietro. Mantieni distanza. Vai Nello, vai. Fai vedere che ci sei, esatto, bravo, così, e poi metti pure il destro. Fai dietro e metti destro sinistro, lo rimetti, bravo, così, esatto, rimetti sempre. Chiuditi in guardia, Nello, quando ci avvicina troppo, chiuditi, esatto, bravo, così. Metti giù. Lavora pure la distanza, Portali quei colpi da lontano, Nello. Esatto. Ma appena viene metti i colpi, esatto. Vai sotto, Nello, però devi rientrare sempre. Levalo quel jab se me lo metto avanti, Vai, Nello, devi levando e devi rimettere, mancano 5 secondi, chiudi tu. Bravo, rientra sempre, bravo, esatto. Prendi come voglio io, vai, prendi. Te dico io pure non mi farò più. Prendi. Buoni secondi! Bello, sì, dai, massimo mo. Bravo, rientra sempre, Nello. Sopra sotto come hai fatto prima, non così, Nello. Continua, bravo, esatto. Devi insistere, Bravo, continua. Insisti e cambia. Però devi lavorare. Cambia ma lavora. Cambia, lavora, e poi sotto. Dai Nello, credici, Nello, vai Nello. Vai, ritmo, Nello, ritmo. Senza avvicinarti troppo, ritmo che te lo tieni, dai. Ritmo, 10 secondi, chiudi tu, prestalo, chiudi tu. Esatto. E rimetti, stop. Vediamo quanto è? Sì, bravo. Vai solo un caschetto. Grazie. A me lo vabbè, poi sono tre. E termina anche il match su Ring B, andiamo al verdetto, vince i punti all'angolo blu, Salvatore Davide. Ora segniamo il verdetto invece del Ring B.
invece sul ring A, l'angolo rosso della Lion Gym Enrico Moggio Iaco. Della Cuba Box Campana Leonardo, categoria sempre 55-65 kg. Andiamo al verdetto per il ring B, vince i punti all'angolo rosso di Fabio Stefano. Siamo arrivati al sesto match per quanto riguarda il medico B, siamo sempre nella categoria del 55 e 65 kg. All'angolo rosso della Cardana Spiga Matteo e all'angolo blu della box Orlando Grigoras Luca. I cartellini per il ring B. C'è l'ombrellone. C'è l'ombrellone. Quello che sta vicino alla prestazione delle bandiere, ok? Venga primo a ripresa. Bella bottiglietta, maestro. Ritmo, Jacopo, ritmo. Sì, la Sì, va bene, ritmo, Jacopo. Non lo fa respirare. Se accettabile, più busto, Jacopo, usalo quel busto, dai. Dai. Vai.